trasmissione. Ci siamo. Quanti siete? Tantissimi. C'è anche l'anatra di Balsa. Un applauso all'anatra di Balsa. Pensa. E la seduzione per Michel. Zona. Oh, ma già avete cominciato? Aspetta che mi rimango di Ciacongo e Cambarara. Ma vai ancora? Ma che strana gente c'è, ciao! Come mai sono qui? Armandino, tutta questa gente che ci fa? È gentiloffia! È gente che si interpreta la ghitti per il suo letto, dormenti, no, ma che si caso vedete sta fiera? C'è meno vigilanza della fiera campionaria? Sì. Che l'incuna canna che ti sorti sono da scopato dagli stems! La vedi Cesti, il castello delle streghe da devastare! C'è il Luna Park, ci sono tutti i gettoni dell'autoscontro! Sì. Scoppati adesso, rivenduti vostantefisi, si possono rivendere al doppio! Ma libero Maga, tutta questa gente qui che ci fa? È il nostro comitato elettorale, ogni testa un voto, nei migliori dei casi ogni testa un voto e mezzo perché mi influenzano l'elettorato. A chi porta più gente per le prossime circoscrizionali, questa stella di Natale pure escia, presa e l'abbiamo comprata a Chernobyl, guardi le foglie. Oh signor Mani, che bello, si avvicina il Natale! Quanta bella gente adesso anche per queste festività incomprensibili. Come? Queste incomprensibili festività che ci s'apparecchiano, abbiamo riunito tutta questa gente per una messa laica. Una messa, si può dire una messa laica? No. Una messa laica che ha il suo centro non nell'Eucaristia ma nell'offertorio. Eccolo qua! Nell'offertorio. Un'alternanza, ma che cos'è questa cosa? È un gardino perché intorno e esplode le foglie della fiera. E quindi? Tutto in foglia della prima gestione degli anni 70. C'è cosa che avanzando in ordine anche il tamburino tardo. È una mega riunione di condominio guardando in banca. Oh, signor Corrias. Sì, no, non sono il signor Corrias. Perché si sta girando di lì? No, perché i dobbiamo... vicini stanno facendo Subito dobbiamo chiamare Alberto Urbu che poi ci lascerà perché il primo SMS li deve leggere lui, assolutamente. Eccolo. Mentre Alberto Urbu sale, faccio notare che veramente in questo arco costituzionale di offerte la maggioranza centrale c'è la Mariuccia che ci fa sentire proprio I'm Pirres. Anch'io sono un pirrese. Buongiorno Alberto. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Come lo possiamo definire? Di questo acaro gigante? Suo papà e sua mamma, quando non ha 14 anni, sono tanti non poteva, gli ha avuto un motorino. Sento, mamma, ho finito il motorino e dopo gli aveva detto, io te lo sequestro, mi smagnaggio su di No, non è andata così. Ma pure uno file morte! No! Ho detto che l'avrebbero venduto perché poi mi avrebbero comprato piangendo nella tua la macchina. cameretta! Sto Esatto. piangendo nella tua cameretta e loro smagnacciandosi da burranca! Grazie, buon divertimento. L'avvicendamento, è proprio l'alternanza democratica. Ma ci sarà anche un'altra alternanza, c'è anche alternanza alla musica perché oggi avremo la musica di chi? Di chi? L'Armeria dei Briganti che invitiamo a prendere posto su questo palco. Facciamo una accoglienza adeguata. E anche a dopo questo rifugio. No, perché chi fa parte deve dare ricordo che c'erano i rifugi fatti da quelli delle imprese edilizie di allora che non facevano meglio dei noi. Sto rurasta faceva effetto 3 porcellini da noi a campaia. Sono là i tempi di Sì. ok, giusto. E ti faccio di comunista, sono più ti faccio di comunista. Sentiamo che sono tutta bandiera rossa. Oh yeah!
aspettando il raffreddore che verrà. Fermo congelato, morto mezzo siderato, col portiere del palazzo che mi fa: vieni qui, vuole stato le postoni, qui non vuole stare, ti faccio restare, fatti lo permesso, che male c'è, salire da te, che male c'è, come il caffè, che male c'è, che male c'è, salire da te, che male c'è, ti prendo, come il caffè, che male c'è. Allungate i briganti! Le baronie di questo Sentiamolo, pinguino. sentiamolo. È lui, è lui. È inevitabilmente un pinguino sardo. E ci scrivono: buongiorno a Santi Eulalia, abbiamo rischiato di sublimare, qui ci sono i pinguini che ballano il cia cia cia. Professor Vacca, non è che ci stiate usando per qualche strano esperimento sugli stati della materia? Cioè, Amaretto ce lo dice. Intanto Moretto, per tutti quelli che hanno partecipato nel secondo filo. Sì, esatto. Allora, gli stati della materia sono molteplici, dicevo, sono inizialmente tre, Sì. diciamo. Lo sappiamo per tutto il 2009. Che dobbiamo fare qua? Girare i microfoni? No, ci mancherebbe altro. No? Siamo pronti? Siamo pronti? È vero, è lui! È venuto. Qualcuno con il tempo ci stiamo armando a sapere. Va bene. Prima pagina dell'Unione Sarda. Sentiamo. Non lo so, sono un po' in imbarazzo oggi, ma lo sapevano che avevamo il live. Perché fate certi titoli State quando sapete? Ma state provocando, allora state La provocando. cercate. Dai. E poi, dai, leggi. Ce l'hai il coraggio. Hai bisogni nella casa da svaligiare. E adesso scopriamo perché. A pagina 9 il titolo è Sant'Elia, il miracolo di Antonio. Non andava di corpo, non lo so, il miracolo ce l'ha fatta. Tutto sta lì applaudendo, Antonio cagato, Sì, tutto sta lì è stato presciato. il ribaltone di una vita. Un cammino alla Caritas. Perché qualche volta- a casa non poteva andare, quindi è andato alla È Caritas. andato alla Caritas ed è talmente tanto tempo che si è fatto il ribaltone, bro. E così. No, chiamalo dal 340. No, ma non si Diglielo, può fare. Dio della radio, posso? Che titolo è? Cioè, Posso? è un titolo di... No. Io lo chiedo. Chiamalo. Mi raccomando, Elio. Guardarmi che mi inibisci. Te lo ricordi? 60, 12. 60 131 è il numero. Risponde. Cioè, Pronto? Sì, anche se domenica. Mi ho riconosciuto. Mi passa il direttore. È in bagno. Aspetto. È in bagno. in bagno. Posso fermarmi solo per farti accendere su da me.